Da questo momento con serietà e sicuramente la sanità, il lavoro, l'ambiente, e i rapporti con l'Europa e l'istruzione, ma arriverà anche un nuovo pacchetto di materie che spero si andrà a concretizzare ancora prima della preintesa quadro. Queste le materie su cui si firmerà il preaccordo sull'autonomia, ma, conferma Zaia, stiamo lavorando per mettere sul piatto altre. Incontro del governatore veneto a Roma con il sottosegretario Bressa che per conto dell'esecutivo sta trattando la partita dell'autonomia. Un confronto positivo e franco, la conferma direttamente Zaia. Direi di sì, anche oggi è un buon incontro, produttivo e positivo, e diciamo che ci avviamo verso la firma di questa preintesa quadro che è già una bella pietra miliare. Beh, guardi, le materie che stiamo trattando, un altro pacchetto di materie, e io spero anche la necessità di mettere tempi certi anche per il lavoro che si farà in futuro, lavoro che magari sarà dedicato ad altri interlocutori governativi. Zaia dunque vuole mettere nero su bianco un cronoprogramma perché anche il prossimo governo, di qualunque colore politico esso sia, segua quanto stabilito in questi giorni. Sul preaccordo il governatore vuole stringere i tempi. Io immagino che il preaccordo si debba assolutamente firmare, se si firma, ma non ho motivo di pensare che non sia così, prima della presentazione e dell'inizio della campagna elettorale. Noi assolutamente non stiamo contemplando interruzioni. Dopodiché arriverà il nuovo governo, il lavoro continuerà e ovviamente ci sarà la preintesa quadro firmata qualche mese prima che regolerà anche i tempi del lavoro con il nuovo governo. Insomma, questa è una risposta a tutti i gufi e gli analisti politici che nei mesi scorsi sostenevano che la questione autonomia si sarebbe risolta in un nulla di fatto.